Veneto che abbiamo trovato è assolutamente in buona salute sia dal punto di vista gestionale, perché abbiamo una segreteria perfettamente organizzata, aperta tutti i giorni della settimana e tutte le mattine con volontari che si prestano a mantenere appunto l'efficienza dell'ufficio, sia anche sotto l'aspetto come dicevo di programmazione, perché sono tante le attività che vengono svolte sia a livello regionale ma anche e soprattutto con la partecipazione e la collaborazione dei nostri comitati provinciali, anch'essi molto preziosi e molto coinvolti e attivi nell'organizzare attività che sono espressamente rivolte ai soci compagnie, ma soci anche intesi come singoli associati di ogni realtà associativa. Ovviamente la parte principale cui la federazione in questo momento sta guardando è il mantenimento dei servizi che abbiamo sempre erogato nei confronti rivolti appunto alle associazioni, alle compagnie. E poi naturalmente alle attività che come Fita Veneto e come comitati provinciali cerchiamo di attivare via via, riproponendo, rinnovando attività già svolte o anche promuovendone di nuove. Tra le cose principali cui facevo riferimento certamente c'è il nostro fiore all'occhiello, che è il Festival Nazionale Maschera d'Oro, che anche quest'anno è ai blocchi di partenza, poiché si sono appena concluse le selezioni ed è da poco ufficializzato il cartellone con le compagnie finaliste. Ma poi vicino a questo, che se vogliamo è la nostra attività trainante, se vogliamo vicino mettiamo tutta l'attività rivolta appunto ai soci, quindi attività di informazione e attività di formazione. L'attività di informazione cerchiamo di mantenerla aggiornata in diverse situazioni, in diverse modalità. Prima tra tutte il nostro sito internet fitaveneto.org, sito che è aggiornato praticamente quotidianamente, che riporta le notizie sulla vita associativa, sulla vita federativa tutta, in particolare la Federazione Veneta, ma anche notizie diciamo generali che riguardano proprio il mondo del teatro, il mondo dello spettacolo in senso ampio. Poi dopo il rinnovato periodico, il Vita Informa, che dal 2016 è pubblicato in modalità appunto nuova, e cioè non più in modalità cartacea ma pubblicazione online. Anche questo ci consente di avere uno strumento snello di comunicazione rivolto questa volta non più solo ai soci che fanno l'abbonamento, ma siamo tornati alla modalità gratuita, appunto fornendo il servizio sul web. Sempre nel 2016 abbiamo attivato una ulteriore modalità per essere non certi, ma comunque avere la possibilità di raggiungere tutti i soci, perché spesso venivamo rimproverati di dare le notizie solo ai presidenti delle compagnie. Abbiamo perciò nel 2016 pensato di attivare una newsletter che inviamo a tutti i soci intesi come associati di compagnia e con la quale ricordiamo le notizie diciamo a più breve scadenza. Negli anni trascorsi Fita Veneto era solita organizzare diverse sessioni relative alla formazione rivolta alle compagnie e rivolta ma soprattutto agli associati di compagnia, e l'anno scorso siamo stati un po' carenti, nel senso che abbiamo ridotto l'attività, ma pensiamo di riprenderla nell'anno che stiamo per iniziare, pertanto nel 2017, con diverse proposte, sia per formazione di tipo attoriale, ma questa volta vorremmo anche porre l'attenzione anche a quella parte che tante volte sembra essere la più trascurata e invece è così importante in ogni spettacolo. Pertanto
tutta una serie di una programmazione di una serie di attività, di incontri e di workshop rivolti ai tecnici specificatamente delle nostre compagnie. Questo perché riteniamo sia opportuno migliorare l'insieme della proposta spettacolistica che una compagnia propone. L'insieme vuol dire parte artistica, parte attoriale, ma parte anche tecnica, soprattutto in considerazione che con le rappresentazioni che vediamo di soprattutto teatro contemporaneo, soprattutto in queste situazioni il più delle volte può essere utile, se non necessario, rinnovare quella che è la modalità di supporto, quindi la modalità tecnica di realizzazione degli spettacoli. Ecco allora che nei prossimi mesi vedremo delle proposte formative rivolte espressamente ai tecnici di compagnia. Abbiamo esordito nel momento, nella giornata in cui siamo stati eletti come nuovo direttivo, chiedendo la collaborazione e il coinvolgimento di tutte le compagnie che già partecipano e sono particolarmente attive alla vita federativa, ma il vero obiettivo sarebbe quello di riuscire a coinvolgere anche quelle compagnie che magari in questo momento risultano un po' meno presenti, forse perché più sorde ai nostri inviti a partecipare, o forse anche perché magari negli ultimi tempi possono avere avuto altri argomenti da seguire. Ci eravamo proposti di cominciare ad incontrare in modo più frequente e più diretto i nostri associati, e infatti abbiamo cominciato a partecipare, diciamo, alle prime riunioni, alle prime assemblee a livello provinciale, perché riteniamo che sia proprio a livello provinciale la modalità di comunicazione più diretta con le nostre associate, sia perché le assemblee provinciali sono più frequenti di quelle regionali, sia anche perché nell'ambito di un'assemblea diciamo con il ristretto cerchio della provincia, probabilmente è più facile che ogni socio abbia maniera di indicare, di esprimersi e di indicare appunto quali siano le sue effettive esigenze, quali siano le necessità, anche se in questo momento possiamo dire che le necessità che hanno gli associati sono molto simili, passando da provincia a provincia, ma ritengo anche da regione a regione. In chiusura d'anno e con l'inizio del nuovo anno una delle attività a cui sono chiamati soprattutto i presidenti provinciali è quella del rinnovo del tesseramento e dell'affiliazione e riaffiliazione delle compagnie. Sollecitiamo ovviamente le compagnie che non abbiano ancora fatto a rinnovare nel più breve tempo possibile la loro iscrizione per godere dei servizi che la federazione mette a loro disposizione, e anche di partecipare attivamente alle attività che sono proposte sia dal comitato regionale che dal comitato provinciale, dai comitati provinciali. In questo frangente ci viene d'obbligo fare l'augurio e farci l'augurio a tutti noi che l'anno che stiamo per cominciare sia sempre più proficuo e sempre più attivo per quanto riguarda appunto le produzioni e comunque tutte le incombenze che ogni compagnia si troverà ad affrontare, e ogni comitato sia provinciale che regionale, sperando che tutto questo sia svolto nel migliore dei modi, senza assilli, senza pensieri, in modo spensierato, mi permetto di dire anche felice, poiché quella che facciamo in realtà è tutta l'attività che dovrebbe essere del tempo libero, e quindi una cosa che dovrebbe essere fatta per farci stare bene.